Il Santo Padre viene nella nostra isola di Lampedusa. Le chiese di Sicilia sono veramente gioiose e grate di questa visita del successore di Pietro alla nostra terra, a quella nostra piccola isola che tanta sofferenza vede giorno per giorno. Egli viene dunque, penso, a sostenere noi, a sostenere la Chiesa, a sostenere tutte le persone dell'umanità che vogliono continuare a proclamare la dignità della persona umana, i diritti della persona umana, a riconoscere il male, le strutture di peccato, quei sistemi che ancora oggi si coalizzano per distruggere e continuano a distruggere tante persone, a procurare dolore e sofferenza infinita. E dunque siamo veramente grati, perché col successore di Pietro tutti noi, comunità cristiana di Sicilia, intendiamo continuare ad annunciare il Vangelo di Gesù, il Vangelo della vita, il Vangelo dell'amore, di colui che è morto per noi, per amore, di colui che ha testimoniato la libertà di un Dio che è tanto potente da rendersi impotente, consegnarsi in mano all'ingiustizia, in mano al crimine, in mano al malaffare, per poter ridare dignità a questa creatura umana che tanto gli è cara e per la quale appunto ha dato tutto. Grazie Papa Leone, grazie. E siamo fiduciosi e attendiamo con gioia il 4 luglio.